Dopo il peggioramento del quinto dello stipendio, ora vanno all'asta mobili e averi di Carlo Bramezza. Il primo giorno di febbraio il liquidatore ha disposto un invito alla manifestazione di interesse per l'acquisto di beni mobili di proprietà del direttore dell'UL 7 Pedemontana, per il quale il Tribunale fallimentare di Treviso ha avviato un procedimento di liquidazione del patrimonio. In ballo ci sono gli 11 milioni di euro di debiti maturati a causa di due società insolventi per i quali si era fatto personalmente garante. Dopo il provvedimento sullo stipendio da direttore generale dell'azienda sanitaria di Bassano del Grappa, quindi, ora vanno all'asta arredi e materiali vari presenti nell'abitazione di Bramezza. Nella lista figurano 150 libri, una ventina di suppellettili su libreria e due divani, oltre a un tavolino da salotto e a quattro poltrone. Il documento ufficiale parla poi di un televisore a 8 quadri, un lampadario in vetro artemide e una madia da soggiorno, una vetrinetta tipo Morandini e sedie, altre lampade e mobili, una scrivania, poltrone e comò. L'offerta irrevocabile d'acquisto è di 2.650 euro con spese di trasporto a carico dell'offerente e pagamento entro 5 giorni dalla richiesta del liquidatore. Se ci saranno più offerte, l'asta vera e propria si terrà il 16 febbraio nello studio trevigiano del liquidatore Donatella Berto.